Noi non abbiamo ridotto la consistenza degli organici, a dire il vero, quindi le classi partiranno anche con un numero ridotto di studenti. Non abbiamo fatto economia di docenti e questo l'ha ben detto il nostro direttore generale. Purtroppo la denatalità è un fenomeno che è inesorabile e ci pone appunto degli interrogativi molto seri per il futuro. Cerca di rasserenare le famiglie il provveditore agli studi di Padova Roberto Natale. Non ci sono tagli all'organico nelle scuole padovane, rassicurazioni anche per la prima classe della scuola primaria di Salboro. Dovrebbe partire una classe anche a consistenza ridotta perché i numeri consentivano l'attivazione di 2 classi, per cui la dirigente scolastica credo che abbia maturato la convinzione di poter far partire una classe nella sede centrale e una classe nella sede staccata di Salboro. Resta però alta l'attenzione per gli anni a venire, visto il calo demografico che sta subendo il Veneto e l'Italia in generale. Questo fenomeno imporrà nel futuro una razionalizzazione anche delle strutture, cioè della rete scolastica, dei punti di erogazione del servizio, perché è vero che da un lato il numero di docenti è rimasto invariato in tutti questi anni nonostante il calo demografico, per cui oggi noi abbiamo un organico che non è direttamente proporzionale al numero degli studenti, ma che viene incontro appunto alle esigenze di mantenimento dei presidi scolastici nelle varie comunità. Però nel futuro, qualora questo fenomeno dovesse acuirsi ulteriormente, è chiaro che si porrà un problema, ma riguarderà più la rete scolastica che non la questione dei posti di docenti.